Ma la corsa a scudetto si è veramente riaperta? Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso. Ieri si è conclusa la 30ª giornata di campionato con non poche sorprese e infatti io partirei direttamente con analizzare la classifica, le variazioni della classifica, partendo dalla lotta salvezza fino ad arrivare alle vette più alte, a questa corsa Champions e questa corsa scudetto che entra nel vivo come non mai. Prima di iniziare, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ai canali nostri social, iscrivetevi al canale Telegram dove verrete aggiornati dei video che faremo uscire e mi raccomando ragazzi stasera, anzi oggi pomeriggio alle 18 c'è la live, non ve la perdete, mettete il promemoria sul telefono, un coppo calendario dove volete voi, parleremo di Cagliari-Napoli, parleremo di tutta la Serie A, andremo nell'approfondimento delle varie partite e quindi non vi resta che seguirci, spolliciate, mettete like, fate girare l'algoritmo e vi aspettiamo oggi alle 18. Detto questo, ragazzi belli, io partirei direttamente col condividervi la classifica, partendo ovviamente dalla parte più bassa, partendo dal Pisa e dal Verona. Io farei un discorso, lo stesso discorso per tutte e due le squadre che ormai porto avanti da un pochettino. Ritengo che queste due squadre sono ovviamente spacciate, un piede e tre quarti per la Serie B. Il Pisa prende una bellissima, clamorosissima, anche preventivata scoppola dal Como. 5-0, io nelle previsioni, nella preview della giornata avevo pensato, ero stato bonario, ho detto vabbè prenderanno 3 gol, invece il Como ne fa 5. Devo dire la verità, uno più bello dell'altro, poi dopo arriveremo a parlare del Como. Il Pisa comunque all'attivo ha solo 2 vittorie e a pari punti col Verona con 18 punti. Ragazzi, la zona salvezza, il 17° posto, dista 9 punti. Sono un'enormità per una squadra che ha fatto solo 18 punti in 30 partite. Ne dovrebbero fare 9, salvo risultati positivi delle altre squadre, per arrivare al 17° posto in questo momento. Quindi un piede e tre quarti come, scusatemi, Pisa e Verona ce l'hanno in Serie B. Direi di passare direttamente avanti, direi di passare a Lecce che ha tenuto botta contro la Roma, ha fatto la sua onesta partita, è stata salvata sulla linea da Hermoso, un grosso salvataggio prima di Svilar, poi Hermoso sulla linea per il tap-in, se non sbaglio, di Pierotti. Poteva arrivare questo pareggio che non è arrivato. Il Lecce si ritrova nuovamente risucchiato al 18° posto dopo questa sconfitta contro la Roma, anche questa preventivata sulla carta. Adesso arriveranno poi nel calendario del Lecce alcuni scontri diretti che la diranno se il Lecce rimarrà in Serie A o meno. Diciamo la sorpresa, non tanto poi sorpresa, perché il maestro Giampaolo ritorna in cattedra e porta un po' di verve, un po' di nervosismo agonistico, un po' di entusiasmo ai giocatori della Cremonese e infatti si vede. La Cremonese vince meritatamente contro il Parma nell'anticipo di sabato, vince 2-0 in terra emiliana e esce almeno si porta a pari punti con Lecce, risale la classifica, risale la posizione, arriva al 17° posto, 27 punti, prova piano piano a scalare e adesso per la Cremonese credo che inizi un ulteriore campionato, un altro campionato, perché può esserci quell'hype del cambio allenatore, di quella spinta necessaria che serviva alla Cremonese dopo un filotto di risultati negativissimi che l'avevano portato al 18° posto. Probabilmente questa partita qua può essere lo snodo cruciale per la Cremonese. Vedremo se sarà così, anche perché sapete, se ci seguite, io avevo detto che la Cremonese allo stato di forma attuale era quella che mi sembrava quella che poteva andare rispetto alle altre in Serie B. Vedremo se continuerà a macinare punti dopo questa vittoria importantissima contro il Parma. La Fiorentina, ragazzi, strappa un pareggio contro l'Inter in casa. L'avevo pronosticato il pareggio contro l'Inter non perché voglio andare contro i nerazzurri, ma perché la Fiorentina la vedevo
pian piano risalire queste sabbie mobili e a suon di prestazioni, anche perché se vedete nelle ultime 5 partite ha fatto sono 3, 4, 5, 8 punti nelle ultime 5 partite e sono punti non da zona retrocessione. Quindi è piano piano è imbattuta da 3 partite, piano piano con un po' di prestazioni, con un po' di risultati, la Fiorentina inizia a scalare un po' la classifica e cerca di allontanarsi da quella zona pericolosissima, quella zona rossa che non le si addice. Ieri è stata una partita dove la Fiorentina per più volte nel secondo tempo ha rischiato di portarsela a casa, di portarsi 3 punti a casa, poi ci arriviamo sul discorso dell'Inter. Nel frattempo comunque si porta questo punticino che muove un po' la classifica, stacca il 18° posto a 2 punti e adesso poi la Fiorentina dovrà in queste ultime 8 partite inanellare altri risultati per poter poi uscire definitivamente da questa zona rossa, questa zona pericolosissima per la Viola. Il Cagliari, ragazzi, il Cagliari piano piano, io l'avevo detto, il Cagliari piano piano si sta facendo risucchiare da questa zona, da queste sabbie mobili in cui c'era la Fiorentina, in cui c'è Lecce, in cui è capitata anche la Cremonese, piano piano a suon di risultati negativi, la terza sconfitta consecutiva che arriva contro di noi, contro il Napoli, ma questi sono risultati che però a lungo andare ti fa risucchiare in quella zona e deve cambiare completamente il registro il Cagliari, anche perché il Cagliari è una squadra giovane, parlo forse di esperienza, ecco, parlo di esperienza nel rettangolo di gioco, ha comunque una guida giovane, Pisacane, e noto che quando il Cagliari è in qualche posizione tranquilla di classifica inizia ad abbassare un po' la guardia. Sta succedendo la stessa cosa. Le prestazioni del Cagliari sono abbastanza altalenanti. Fanno delle prestazioni buone, poi riscendono, adesso è un periodo in down. Devono cambiare completamente il registro, anche perché al 18° posto si trova solo a 3 punti. E so pochi, considerando che la Cremonese ha quella spinta dal maestro Giampaolo, il Lecce comunque è una squadra che di Francesco, bene o male, fa giocare anche abbastanza bene. La Fiorentina, abbiamo detto, è risalita e il Cagliari rischia parecchio. Il Torino io la vedo, anche se arriva una sconfitta contro il Milan, io il Torino lo vedo in ripresa. Lo vedo in ripresa proprio per la cattiveria nel gioco, lo vedo in ripresa nei singoli. Io ripeto, secondo me il Torino ha una grande pecca, non essere equilibrata nel collettivo. Ha una difesa, e come si vede pure è la seconda peggior difesa della Serie A, si vede dai numeri, si vede dalle statistiche. Il Torino in sede di mercato estivo e anche quello di riparazione in gennaio non è stata una squadra costruita con tutti i crismi, onestamente. Però è ripresa, è ripresa nel gioco e la spinta necessaria che ha dato D'Aversa. Credo che il Torino piano piano farà quei punti necessari per poter uscire definitivamente dalla zona rossa. Lo stesso discorso anche per quanto riguarda il Genoa. Perde una partita contro l'Udinese che io onestamente avevo pronosticato con un pareggio venerdì, mentre invece perde per 2-0 nella partita del serale di venerdì. Ma il Genoa comunque le prestazioni le fa. Io sono fiducioso sulla squadra di Daniele De Rossi, sono fiducioso perché ha un collettivo, ha dei singoli che sono abbastanza validi, hanno tanta qualità, anche se comunque la distanza non è poca, cioè comunque sono 6 punti nelle restanti 8 partite, sono 24 punti in totale in palio. Io credo che comunque il Genoa i punticini li potrà fare, con lo stesso discorso per il Torino. Il Parma 12° posto, viene da questa sconfitta contro la Cremonese, sono 2 sconfitte consecutive, si aggiungono anche 2 pareggi nelle ultime 4 partite. Il Parma la metto lì nella zona salvezza, zona retrocessione, lotta per non retrocedere, solo ed esclusivamente perché ci sono solo 7 punti dalla 18ª alla 12ª. Ma credo che il Parma ha nelle corde fare
4, 5, 6 punti che la fanno poi arrivare a quella soglia di salvezza, a quella soglia punti che le permetterebbe di stare abbastanza tranquilla. Quindi io passerei, ragazzi, avanti con dall'11° posto in classifica all'8° posto in classifica, che è la zona un po' più tranquilla, un po' più relax, la zona relax, la zona spa, la zona relax della classifica, dove l'Udinese vince, come abbiamo detto, contro il Genoa, fa una buona prestazione. Zaniolo, onestamente, ragazzi, poi non so come voi la pensate, io Zaniolo l'avrei convocato in queste qualificazioni, cioè in questi playoff per le qualificazioni dei mondiali, perché sta facendo buone prestazioni. Spero che si possa dare un'altra occasione a Nicolo Zaniolo, perché è un talento che, se è concentrato sul suo lavoro, su quello che fa, Zaniolo può dare tanto, sia in maglia azzurra, sia in questo momento all'Udinese, sia eventualmente ad altre squadre, perché il talento c'è. L'Udinese porta a casa questa vittoria, che la rende ancora più tranquilla nella sua classifica, rende salda la posizione all'11° posto, distano 5 punti dal Parma, quindi bene o male l'Udinese, come diciamo da un po' di settimane a questa parte, il suo l'ha fatto in questo campionato. Un campionato senza infame, senza lode, abbastanza equilibrato. Nelle ultime 5 partite 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Tranquilla. Il Sassuolo, 10ª posizione, mi ha stupito con tutte le defezioni del caso, i casi di pertosse, la formazione rimaneggiata, il cambio di formazione di Grosso. Mi ha stupito perché è una squadra che, come dico da un po', il Sassuolo per me è la sorpresa del campionato, non solo perché è al 10° posto, ma perché è il primo anno di Grosso sulla panchina e si vede la stoffa dell'allenatore. È uno che rischia, è uno che non si nasconde. Anche contro la Juventus ha giocato a viso aperto, ha giocato con giocatori offensivi, i centrocampisti erano 2 incursori come Branks e Coneco, che comunque attaccavano, è andata sotto nei primi minuti del primo tempo, ma non ha gettato la spugna. Ha cercato di giocare fino alla fine, trovando il gol, un bellissimo gol di Pinamonti, con questa triangolazione tra Pinamonti, Berardi e Volpato, bellissima, e poi Muric, il portiere, para un rigore brutto, poi ne parliamo quando arriveremo alla Juventus, un rigore bruttissimo, calciato da Locatelli, e si porta questo pareggio che fa tanto per il Sassuolo, fa capire come alcune volte le squadre che, tra virgolette, sono materasso, perché non hanno nulla più da chiedere del campionato, possono metterti in difficoltà. Quindi onore al Sassuolo e onore ai giocatori e a Grosso, che sta costruendo una bella realtà. Bologna, ragazzi, Bologna, lo dissi anche settimana scorsa e lo dissi anche venerdì, per me il Bologna, l'obiettivo del Bologna ormai è l'Europa. L'Europa intesa come Europa League. Ha passato il turno contro la Roma e vorrà mettere tutte le proprie forze su quella competizione lì. Lo si è visto anche nella partita contro la Lazio, che ha perso per 2-0, e a questo punto metterei in mezzo anche il discorso Lazio, che è la scavalca in classifica all'8° posto a 43 punti, terza vittoria consecutiva per i giocatori di Sarri, che ritrovano un gioco, ritrovano un po' di entusiasmo dopo una stagione tragicomica, mettiamola così, fatta di mercato sbagliato, di problemi societari, del Provedel che si infortuna, vendono Mandas, che è il secondo portiere, acquistano questo giovane, il portiere Motta, che para un rigore ad Orsolini. In 3 partite titolare di Motta, 3 vittorie, con prestazioni che vanno via via crescendo per il portiere, che sappiamo la nostra scuola di portieri italiani com'è, ha un bel futuro roseo davanti, se queste sono le premesse. Il Bologna, vi dicevo, le forze le metterà sull'Europa. La Lazio, per un moto d'orgoglio, cerca di
portare un po' di risultati dalla sua, e lo fa mettendo comunque proprio il rilino di marcia 3 vittorie consecutive, doppietta di Kenneth Taylor, che credo possa essere definito come l'acquisto più azzeccato per la Lazio, oltre agli altri giocatori, perché è veramente un ottimo centrocampista. E ragazzi, poi arriviamo alla zona calda, e bisogna arrivare a questa zona qua. L'Atalanta, settimo posto, 50 punti, vince contro il Verona. L'Atalanta si ritrova fuori dalla Champions League dopo la batosta di cui avevamo già parlato contro il Bayern Monaco, e l'Atalanta alla fine, ragazzi, dista solo 4 punti dal quinto posto. Quindi perché non provarci? Perché non cercare di arrivare a un obiettivo che è lì, a portata di mano? Anche perché la Roma e la Juventus, e ci arriviamo, ogni tanto un po' di punti li perdono. L'Atalanta ci può provare, vince contro il Verona, una partita tirata fino alla fine, dove Canesecchi fa alcune belle parate, il Verona la sblocca con Zappacosta e si porta a casa questa importante vittoria che la tengono aggrappata alla Corsa Europa. La Roma, stesso discorso, la Roma la tengono, vince questa partita difficile, molto difficile, contro il Lecce. Difficile perché il Lecce comunque, come abbiamo visto nella classifica, è invischiata in quella zona retrocessione in cui ogni partita è importante, ogni punto è importante. Si aggrappa ad Hermoso su quel salvataggio sulla linea, si aggrappa al gol di Robinho Vas, questo giovane 19enne francese che nelle ultime 2 partite, sia in Europa League è entrato bene, sia in questa partita qua contro il Lecce ha fatto gol, perché ha delle defezioni importanti in attacco. Dybala sulle oltre il lungo del genere di Dobbik e Ferguson. Malen non può ovviamente giocare bene tutte le partite, non può segnare tutte le partite, se no si chiamasse Maradona e non Malen. Quindi è un bene per la Roma che si ritorna ai 3 punti, ed è un bene per la Roma che si aggrappi ad altri giocatori che non siano sempre gli stessi. Può trovare un po' nuova linfa. Le fa bene questa vittoria, anche perché aggrappa questa Juventus che incespica contro il Sassuolo. La Juventus, ragazzi, la Juventus quinto posto, erano queste le partite dove la Juventus doveva macinare punti contro le squadre medio-piccole, contro le squadre che bene o male non hanno nulla più a chiedere, non hanno più da chiedere al campionato, ma purtroppo io credo che la Juventus abbia un problema di personalità, sia parlando di singoli giocatori, sia proprio nel collettivo, perché la Juventus ogni qualvolta deve fare il passo, una prova d'esame, un esame di maturità, la Juventus cala. E segni con Ildiz, con una bella azione con Conceição, con l'assist di Conceição, ti porti sull'1-0. Quella è il momento di attaccare, di chiudere la partita, e non la riesce a gestire. E il Sassuolo è una squadra viva, ed ecco perché poi ti purga, il risultato si porta sull'1-1. C'è questo rigore, ragazzi, non voglio fare il polemico della situazione, ma voi spiegatemi dove è il tocco di mano. Io vorrei capirlo perché non l'ho visto. Dalle varie immagini che si vedono dei vari salotti, io questo rigore, questo tocco di mano non l'ho visto. Viene dato questo rigore, va Locatelli dagli 11 metri, sbaglia, un rigore brutto, ma brutto. Muric intuisce il tiro e lo para senza problemi, ma intanto la Juventus butta questi 2 punti che potevano essere importantissimi, molto importanti, perché adesso il Como, ne parliamo adesso, il Como è alla quinta vittoria consecutiva, alla quinta, e il Como è lanciatissimo, anche perché calendario alla mano il Como ha un calendario non difficile rispetto alla Juventus, rispetto alla Roma. La Juventus quindi deve stare attenta, deve stare molto attenta. Il Como è lanciato da queste 5 scoppole al Pisa,
5 gol come 5, come dicevo prima, vittorie consecutive. Il Como è una sorpresa, non tanto sorpresa come dicevamo nelle settimane passate, perché io me l'aspettavo che entrasse in Europa, ma non dalla porta principale. Ad oggi io vi dico che, a parte che è meritato il quarto posto del Como, assolutamente, ma è chapeau, cioè tanto di cappello alla squadra di Fabregas, perché sta facendo un campionato straordinario. Straordinario, non c'è che dire, straordinario. E la prossima, se non sbaglio, del Como, adesso lo vediamo subito, è Udinese-Como, e può approfittare di due partite difficili, che ci sono Inter-Roma e c'è Napoli-Milan. Quindi attenzione al Como, anche in ottica terzo posto. E arriviamo al terzo posto, arriviamo al Napoli, arriviamo al nostro Napoli che sconfigge, batte il Cagliari per 1-0, quarta vittoria consecutiva. Molta gente dice che il Napoli ad oggi può essere quella che è più portata per la corsa scudetto. Ragazzi, ci sono ancora tante partite, sono 8 partite. È normale che il gap tra Napoli e Inter si è dimezzato. Da 3 partite a questa parte abbiamo rosicchiato 7 punti, da 14 siamo arrivati a 7, ma stiamo sempre parlando di 7 punti in 24 partite. Come ripeto, da un po' di tempo a questa parte è l'Inter che ha lo scudetto nelle mani, deve solo perderlo l'Inter. Sono sempre 7 punti, perché se l'Inter poi fa l'Inter, i 7 punti sono, non dico incolmabili, però è difficile in 24 punti disponibili, 24 punti in pari, andare a colmare quei 7 punti. Quindi il Napoli oggi, ad oggi ha delle belle notizie, cose molto positive. Ritorno di De Bruyne che si fa tutti i 90 minuti, piano piano ritornano i Fab Four, Anghissà, McTominay che subito rientra dall'infortunio e subito dopo 2 minuti va in gol. La gestione della rosa, la gestione della partita, Buongiorno che è un Buongiorno ritrovato, Gutierrez e Spinazzola che si danno comunque sulla fascia sinistra ci danno il cambio. Ritroviamo, puoi fare entrare Alisson come freccia a partita in corso. Ci sono tante notizie positive. Io, come al solito, dico sempre, ragazzi, blindiamo la Champions League, perché la prossima partita ci sarà lo scontro diretto contro il Milan, poi abbiamo delle partite, una partita abbordabile, non mi ricordo onestamente con chi vedo subito, col Parma, e poi c'è il Napoli-Lazio. Quindi ci sono, in queste 8 partite noi dobbiamo ancora affrontare il Bologna, c'è il Como, c'è la Lazio, c'è il Milan. Quindi in queste 8 partite, già 4 partite sono partite difficili. Quindi attenzione, certo è nelle corde del Napoli poter fare altre, non dico 8 vittorie consecutive, però un murrulino di marcia. Milan, secondo me si stanno mangiando le mani i rossoneri per la sconfitta contro la Lazio, perché ad oggi il Milan sarebbe anzi ragazzi, facciamo così, dato che abbiamo parlato della corsa Champions in generale, io andrei su quest'altra immagine qua. Aspettate, eccola qua. Per provocazione io ve la metto, ma perché se ne sta parlando e anche perché ad oggi comunque la distanza tra Napoli e Inter è la stessa distanza, fatemi vedere se non sto dicendo una cavolata, sono 7 punti, ecco, è anche maggiore rispetto alla distanza del quinto posto. Quindi è doveroso mettere questa immagine qua, anzi ve la metto pure così, un po' più grande. È doveroso mettere questa immagine qua, perché il Milan secondo me si sta mangiando le mani per quella sconfitta contro la Lazio, perché ad oggi se avesse vinto contro la Lazio il Milan sarebbe a 66 e l'Inter a 69, 3 punti ragazzi, solo 3 punti. Capite che differenza? Il Milan col Torino vince questa partita, non mi è piaciuta tanto onestamente, l'approccio del Milan si vede però la mano di Rabiot quando gioca e quando invece non c'è, si vede anche la mano del cambio tattico quando torni con la difesa quando passa con la difesa a 4 il Milan trova più trame di gioco, trova più soluzioni e infatti cambia completamente la partita nel secondo tempo. Questo la porta a ribaltare no, però a mettere altri 2 gol all'interno della partita, a portarsi sul 3-1, poi c'è il gol di Vlasic, rischia qualcosina contro il Torino che non è mai domo
E devo dire la verità, come dicevo anche prima, il Toro è una squadra che è in ripresa, in netta ripresa. Il Milan è se dovessi fare un paragone da Napoli-Milan in questo momento qui, il Milan è meno prestazionale rispetto a Napoli, è uno stato di forma un po' più negativo rispetto a Napoli. C'è la sosta, quindi dopo la sosta questo big match è un'incognita. Non si sa in questi 15 giorni cosa succederà. Però è abbastanza interessante e lo guarderà con molta attenzione chi sta lì in vetta davanti a tutti, l'Inter, che ragazzi, io credo che la giornata, la 31esima giornata che arriverà a Pasqua e Pasquetta sarà uno snodo cruciale per il campionato, perché Napoli-Milan, Inter-Roma vuol dire tanto, tanto per la corsa Champions, tanto per la corsa scudetto. L'Inter si potrebbe permettere anche di pareggiarla se dovesse uscire un X, ma è inutile fare pronostici adesso. Intanto dobbiamo valutare l'attualità. L'Inter in questo momento è in uno stato psicofisico strano, decadente. Ieri ho visto la partita, l'Inter la sblocca con Pio Esposito, a cui vengono dati dei meriti, perché ragazzi, tra tutti i giocatori dell'Inter, anche dello stesso Di Marco, Barella, Cialanoglu, io vedo l'unico che si prende sulle spalle la prestazione dell'Inter è Pio Esposito, perché è un cazzarola di giocatore. Anche all'ultimo secondo prova un gol che De Gea deve salvare, fare un bellissimo intervento, ma l'Inter non riesce con tutto che ha avuto delle situazioni, delle occasioni e non le ha sfruttate, ma l'Inter non riesce a portarsi a casa una partita sbloccata al primo minuto contro la Fiorentina, che per la Fiorentina, per la Viola in quel momento poteva essere una grande mazzata. Tu devi attaccare, accanirti sull'avversario, sportivamente parlando ovviamente, e l'Inter non l'ha fatto. Li vedo timorosi, li vedo paurosi, li vedo negativi col pensiero. Lo sentivo anche ieri, per esempio, a Sky, non c'è entusiasmo neanche nello spogliatoio e nell'ambiente. Cazzarola, siete primi, fino a ieri eravate primi poteva essere anche un possibile, un virtuale più 8, sono 7, più 9 sul Napoli, più 8 sul Milan. E adesso vi trovate a più 6, cioè non c'è quell'entusiasmo di dire cazzarola, siamo i primi, facciamo capire, vedere chi comanda. E quindi è spaventosa questa cosa per i tifosi dell'Inter. Ed ecco perché io non ci credo fin quando non lo vedo, sono San Tommaso, ma questa piccola, minima apertura di questa porta della corsa scudetto, secondo me, ci potrebbe essere. Dipende molto, come vi dicevo, dalla 31esima, dipende tantissimo da quella partita lì, da quella giornata lì, perché l'Inter affronterà la Roma, che è affamata, deve essere affamata per una corsa Champions, e in concomitanza c'è il Napoli-Milan, quindi una delle due, bene o male, perderà punti. E chi lo sa, forse tutte e due? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Quindi sarà uno snodo cruciale. Certo è che l'Inter, se continua così, è dura, cioè è difficile, cioè, sa da sta accorto, sa da sta accorto. Detto questo, ragazzi, ritorno a schermo intero. Spero che vi sia piaciuto il video, quindi mettete like, rispondete, fate commenti, dite voi quello che pensate. Vi raccomando, ragazzi, seguiteci alla live delle 18 e non ci resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. E forza Napoli sempre!